Ciao Twitch, 3D Match, 3 maggio oggi, fra le varie ricorrenze importanti che possiamo sottolineare, oggi è la giornata mondiale della libertà di stampa. La riflessione di oggi è stata anticipata dal nostro presidente Sergio Mattarella parlando degli studenti in giornalismo, di una scuola di giornalismo, ricordando quello che è scritto nella legge istitutiva dell'ordine, scritta da un grande parlamentare, giornalista Guido Gonella, che dice che il diritto di cronaca ha per oggetto gli atti e i fatti e il diritto di narrare a mezzo stampa ciò che è avvenuto o avviene. La libertà di informazione soddisfa il bisogno individuale e sociale di conoscere obiettivamente i fatti. Il Presidente della Repubblica faceva notare a questi giovani che il rapporto tra il giornalista e chi fruisce del suo lavoro non è quello con un cliente come può avvenire per altri lavori, ma lo scopo è la tutela di un bene pubblico, cioè l'informazione. Ricordando questo, il Presidente della Repubblica ha sottolineato una cosa molto importante che abbiamo nell'articolo 21 della Costituzione, quello che parla della libertà di espressione e anche della libertà di stampa. Oggi anche il Papa ne ha parlato alla Regina Coeli, ha ricordato appunto che c'è questa giornata che ricorda un diritto che purtroppo viene violato, diceva il Papa, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Molti giornalisti sono stati vittime della loro professione. Il nostro Senato ha istituito una legge appunto che anche in Italia ricorda i giornalisti morti nell'esercizio del loro lavoro, della loro professione, e purtroppo sempre ieri Reporters Senza Frontiere, questa organizzazione internazionale che segue appunto la situazione della libertà di stampa, dà una notizia preoccupante: la libertà di stampa ai minimi da 25 anni. Il punteggio medio di tutti i 180 paesi e territori non è mai stato così basso. La classifica viene stilata in base a dei parametri riguardanti la sicurezza, la legislazione, l'intervento di fattori esterni dell'informazione, eccetera, e dà origine anche ad una classifica, a un indice dove significativamente con dei colori dal più chiaro al più scuro si capisce chi sta, diciamo così, meglio e chi sta peggio. E purtroppo, guardando, a parte che l'Italia è scesa dal 49esimo mi pare al 56esimo posto, e noi vediamo i paesi messi meglio sono quelli col verde, e sono purtroppo soltanto 7 in tutto il mondo, e cioè Norvegia, Paesi Bassi, Estonia, Danimarca, Svezia, Finlandia e Irlanda. Praticamente sono lì attorno al Mar Baltico o giù di lì. Poi ci sono paesi dove la situazione è un po' migliore, quelli scritti con in giallino. Poi c'è un arancio, diciamo più chiaro, un arancio più scuro, e poi il rosso, dove ci sono quelli messi peggio. E purtroppo, se noi guardiamo nel mondo, io ho fatto un po' così a spanne, proprio come si suol dire, i conti della serva. Io credo che più della metà della popolazione mondiale abiti in paesi dove la libertà di stampa non è garantita, non è tutelata, è molto precaria, e questo ci deve fare molto riflettere, e dire insomma che è una delle libertà più importanti, e dobbiamo darci da fare perché venga mantenuta. Dopodiché vi auguro una buona serata, una buona settimana, mi raccomando, stii ben Twitch, e se sentiamo presto. Ciao ciao Twitch, stii bene, ciao, arrivederci.